Temperature in drastico calo, il freddo da questa mattina si è fatto sentire, la perturbazione annunciata è arrivata. In Veneto sono spuntati i primi fiocchi di neve, nel veneziano il rischio più grave è proprio il ghiaccio che renderà pericolose le strade, ma non è escluso che una piccola nevicata possa arrivare anche qui. In stato di allerta molti comuni, soprattutto nella Riviera, che hanno già predisposto il piano di emergenza. A Mirano sono stati sparsi alcuni sacchi di sale nelle zone e negli incroci più pericolosi. Pronta anche l'amministrazione di Spinea che ha già preparato oltre una quarantina di quintali di sale. È chiaro che in pianura le tematiche sono di origine diversa, soprattutto nel momento in cui dopo la perturbazione di origine polare che avremo nelle prossime 24 ore ci sarà inesorabilmente l'aspetto legato al vento che aumenterà e un abbassamento di temperatura che è quello che viene previsto. Insomma, vento e freddo accompagneranno il nuovo anno. L'appello della Protezione Civile del Veneto è quello di prestare massima attenzione lungo le strade e alle amministrazioni comunali di rimanere in stato di allerta anche nel caso di piccole nevicate che possono creare problemi alla circolazione. Veneto Strade è già in azione da questa mattina per spargere sale sulle strade innevate della regione. L'esperienza ci insegna che in pianura, quando avvengono questi fenomeni, un po' la popolazione è meno avvezza a questa tipologia di problema, per cui è importante che vengano adottati subito dei sistemi di intervento preventivi. La perturbazione quindi continuerà fino a domenica, ma vento e freddo non ci lasceranno. Dopo l'evento di queste prime 24 ore assisteremo ad entrambi i fenomeni, sia vento forte che abbassamento delle temperature.